Ancora in studio c'è una notizia di un atto intimidatorio in un cantiere di bonifica e messa in sicurezza a Villa Seta, vicino al ad un centro commerciale in provincia di Agrigento. Un operaio ha rinvenuto una bottiglia di plastica con liquido infiammabile davanti al cancello dell'area di lavoro in Fosse Ardeatine. Sono intervenuti i carabinieri, la ditta interessata si occupa della pulizia straordinaria e della manutenzione del sito. Ci sono indagini in corso. Con questa notizia ci fermiamo, grazie per averci seguito. Dopo di noi barzellette, poi in prima serata una nuova puntata della telenovela Manuela. Una buona domenica sera a tutti voi. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta. Benvenuti a questa edizione del telegiornale, vediamo insieme i principali titoli. Domenica di roghi e paura in tutta la Sicilia, in azione Canadair ed elicotteri della Forestale, situazione grave nel Trapanese dove le fiamme hanno divorato 100 ettari di bosco. E la Sicilia è alle prese anche con il grande caldo, anche oggi bollino rosso in 3 città, Catania, Palermo e Messina. Nel capoluogo etneo scatta il piano per le fasce fragili della popolazione. 34 anni fa la strage di Via D'Amelio a Palermo, giornata di commemorazioni accompagnata dalle polemiche. Salvatore Borsellino dal palco attacca "non voglio politici" durante il minuto di silenzio. Ieri in serata la fiaccolata. In Sicilia tutti pazzi per il gelato, a Palermo, Catania e Messina gli acquisti maggiori, a Ragusa una maggiore invece vocazione artigiana, un giro d'affari da 157 milioni l'anno. A Catania oggi la presentazione del restauro del bus reliquiario. L'evento sarà trasmesso in diretta dalle 19:40 su Telecolor, martedì e mercoledì l'ostensione in cattedrale. L'omaggio di Biagio Antonacci alla Sicilia. Il cantautore ha incantato il pubblico del Teatro Greco di Tinnari con un suggestivo concerto al sorgere del sole. Per il calcio in Serie B, prima sconfitta in ritiro per il Palermo, superato per 1-0 dai tedeschi dell'Ingolstadt. In Serie C, domenica di riposo per il Catania, che riprenderà oggi gli allenamenti sul mercato rossoazzurri vicino al terzino Pagliai dell'Ascoli. Bentrovati. Dunque è stata ancora una domenica da inferno di fuoco in tutta la Sicilia, complici le alte temperature. Quasi tutte le province dell'isola sono state colpite da incendi che hanno messo a dura prova l'attività di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, della forestale, della protezione civile, anche ovviamente con l'utilizzo di mezzi aerei. Tanti i roghi spenti sui quali è iniziata la bonifica, su altri ancora si lavora. Laura Spanò. Sono stati centinaia gli interventi per lo spegnimento di incendi effettuati nella giornata di ieri in tutta la Sicilia da vigili del fuoco, forestale, protezione civile, supportati da mezzi aerei, da Sala Paruta Enna, da Mister Bianca Siracusa, da Campo Felice Raffadale, poi Poggioreale, Scicli, Vivona, Modica, Agrigento, Catania, per continuare a Santa Ninfa, Camastra, Pindemonte Etneo, Mister Bianco, Castronuovo di Sicilia, Cammarata, Villafrati, Altofonte, Vittoria. Lunghissimo è l'elenco di città e paesi che hanno fatto i conti con le fiamme. L'isola ha continuato a bruciare per tutta la giornata, mettendo a dura prova la macchina dei soccorsi della protezione civile in sinergia con vigili del fuoco, forestale, prefetture e sindaci. Sui roghi circoscritti è iniziata la bonifica e il controllo del perimetro per evitare che le alte temperature possano innescare nuovi focolai. Ieri non è andata in fumo solo Sterpaglia, ma in alcune zone come nel Belice e Pruciare sono state zone boscate. Criticità anche per alcuni incendi che hanno continuato a lambire pericolosamente abitazioni, attività agricole, cabine Enel e financo il potabilizzatore di Sicilacque. Ieri sera ancora rimanevano alcuni fronti attivi sui quali si era spostata l'attenzione delle squadre antincendio sotto la supervisione della protezione civile regionale.
E il caldo torrido non lascerà la Sicilia almeno fino a mercoledì. Anche oggi bollino rosso per le città di Palermo, Messina e Catania. Qui c'è anche un piano straordinario per l'assistenza ad anziani e senza fissa dimora. Ferlito. Temperature altissime, rischio incendi e massima attenzione per le persone più vulnerabili e non solo. È un'altra giornata da bollino rosso in Sicilia, dove l'ondata di caldo spinge le amministrazioni ad attivare misure straordinarie. A Catania il comune, d'intesa con la città metropolitana, la protezione civile e il volontariato, ha predisposto un piano di assistenza per affrontare l'emergenza. Nelle principali piazze lungo via Etnea e in altri punti della città saranno allestiti presidi con distribuzione di acqua, previsti anche spazi climatizzati per accogliere chi si trova in difficoltà e un potenziamento dei controlli sul territorio. Particolare attenzione sarà rivolta alle persone senza fissa dimora. Resteranno aperti i dormitori comunali di via Eredia, via Stazione e quello di via Playa, mentre l'unità di strada intensificherà l'assistenza per raggiungere chi vive all'aperto. Situazione critica anche a Palermo, dove la protezione civile regionale conferma l'allerta rossa per il rischio incendi e livello 3, il cosiddetto bollino rosso per le ondate di caldo, con temperature percepite che possono superare 40 gradi. Allerta rossa anche a Messina, dove il sindaco Basile raccomanda prudenza. Tutta la Sicilia nella morsa del caldo. Nell'entroterra, nelle scorse ore, il termometro ha superato i 48 gradi. Per gli esperti bisognerà attendere fino a mercoledì, prima che l'ondata di caldo possa attenuarsi. Le autorità raccomandano di evitare l'esposizione al sole nelle ore centrali della giornata, bere molta acqua e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone con patologie croniche. Il cadavere di un uomo è stato ritrovato ieri pomeriggio nelle acque antistanti Contrada Isola, nel Porto Grande di Siracusa. Alcuni bagnanti hanno segnalato la presenza del corpo senza vita. Da una prima ispezione cadaverica del medico legale, il corpo presenta delle ferite. Ci sono le indagini in corso da parte della Procura di Siracusa. 34 anni fa la strage di Via D'Amelio, a Palermo una giornata di commemorazioni. Salvatore Borsellino però attacca il governo Meloni e poi sul palco rincara la dose "non voglio politici" durante il minuto di silenzio. Di mattina la deposizione della corona alla caserma Lungaro, in serata la fiaccolata, come ci racconta Marco Gullà. Centinaia di persone si sono ritrovate ieri sera in piazza Vittorio Veneto a Palermo per la fiaccolata in ricordo di Paolo Borsellino. Dietro lo striscione con la scritta "La verità non va in prescrizione" c'erano tra gli altri Arianna Meloni e la presidente della commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo. Il 34esimo anniversario della strage di Via D'Amelio, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della Polizia di Stato, della sua scorta, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina e Claudio Traina, è stato segnato anche quest'anno dalle polemiche, soprattutto sul piano politico. Il fratello del magistrato Salvatore Borsellino ha attaccato il governo di centrodestra, rivolgendo dure critiche in particolare alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parole ribadite anche dal palco. Io da anni vengo qui per impedire agli avvoltoi di venire sul luogo della strage, di volteggiare sul luogo della strage e di portare quelle corone di fiori, le corone di mandamorti che portavano davanti a questo olivo. È da anni che impedisco ai politici, ai rappresentanti delle istituzioni, ai rappresentanti dei partiti di venire come tali. La giornata commemorativa si era aperta con la deposizione di una corona d'alloro al reparto scorta della caserma Lungaro. Successivamente in Via D'Amelio studenti e associazioni, tra cui Libera, hanno preso parte alle iniziative in ricordo delle vittime. Senza verità non si può costruire giustizia, diventa una memoria prigioniera di certi meccanismi che non devono ingabbiarla, questa memoria. Nessuno può cancellare quello che è avvenuto, abbiamo bisogno di sapere che cosa ci stava veramente dietro. Ci sono fascicoli che danno una direzione, ci sono anche elementi che si aggiungono, cerchiamo la verità. E anche nel 34esimo anniversario della strage di Via D'Amelio non sono mancate le polemiche, botta e risposta a distanza fra il presidente 5 Stelle Conte e la presidente dell'antimafia Colosimo. Sentiamo Maglio Viola.
Tornano a crescere i toni della polemica nel giorno dell'anniversario dell'autobomba di Via D'Amelio. A 34 anni di distanza la verità completa non è stata ancora fatta e il 2026 è l'anno dello scontro politico sulle indagini condotte dalla Commissione parlamentare antimafia. Ieri a parlare di depistaggio istituzionale era stato Salvatore Borsellino, seguito a ruota da Leoluca Orlando. Oggi il leader 5 Stelle Giuseppe Conte è andato oltre, additando anche il presunto ideologo suggeritore della Commissione. Una commissione che ha avuto qualche anno per poter indagare e lavorare abbia preferito dar seguito ai suggerimenti del loro ideologo Mori, il prefetto Mori, concentrarsi su questa pista. Oggi pomeriggio gli risponde a distanza la presidente della stessa commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo. Ma parlava del prefetto Mori o del generale Mori? Perché forse il ghostwriter non gliel'ha specificato. Il nostro obiettivo è ridare Paolo Borsellino all'Italia e con Paolo Borsellino la verità sulla strage di Via D'Amelio all'Italia. Il passato di Paolo Borsellino lo conoscono tutti e non ha bisogno di rivendicazioni. Anche il Presidente della Repubblica oggi ha parlato di una strage che rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. Oggi però non è stata soltanto una giornata di polemica a distanza, le manifestazioni sono state due, distinte e separate. Da una parte le agende rosse e tutta l'area di sinistra in Via D'Amelio per manifestazioni non ufficiali, dall'altra parte le manifestazioni volute dai gruppi di Camera e Senato di Fratelli d'Italia e la presenza di Arianna Meloni. Poi il ritorno in Via D'Amelio nel nuovo spazio allestito in questi giorni, teatro delle manifestazioni di chiusura. È morto il comandante Alfa, tra i fondatori del GIS dei Carabinieri, il reparto speciale dell'Arma, la cui identità appunto del comandante Alfa è sempre rimasta segreta. Originario di Castelvetrano, nel Trapanese, aveva 75 anni ed era considerato il carabiniere più decorato d'Italia. Intanto è in corso una vasta operazione della Polizia di Stato di Gela. Su delega dell'autorità giudiziaria, gli agenti hanno eseguito 10 misure cautelari nell'ambito dell'operazione Gela Sicura. Al momento gli investigatori mantengono il riservo sull'operazione e sui dettagli dell'inchiesta che saranno illustrati oggi durante una conferenza stampa di cui vi daremo ovviamente notizia. E sempre per la cronaca è in corso un'altra maxi operazione contro la criminalità giovanile, questa volta 539 arresti in tutta Italia, interessate 44 province, in manette 47 minorenni, un maxi blitz come abbiamo detto che coinvolge baby gang, profili social anche inneggianti alla violenza e coinvolge, come dicevamo, tutto il nostro paese, inclusa la Sicilia. Cambiamo adesso argomento, ritorniamo al caldo ma anche ai metodi per combatterlo. Un rifugio anticaldo vicino alla cattedrale di Siracusa è sempre attivo ed è ancora attiva anche la postazione della Croce Rossa italiana che dà aiuto a chi dovesse avere appunto bisogno. Nonostante le alte temperature, infatti, in queste ore sono tantissimi i turisti che stanno affollando l'isola di Ortigia, appunto nel Siracusano. Siamo in piena stagione delle vacanze, vediamo. È una cosa asfissiante, in effetti oggi per noi è la prima giornata che ci muoviamo sotto il sole. Però questo non ci ferma, ci fa andare avanti e guardare le bellezze delle risorse, le risorse di questa bellissima Siracusa. I medici lo ripetono sempre, evitare di uscire nelle ore più calde. Raccomandazione che però i turisti non seguono, perché ogni minuto della vacanza deve essere speso per scoprire qualcosa di nuovo. E così, nel centro storico di Siracusa c'è questo rifugio climatico con aria condizionata. Quelli che possono essere turisti che magari hanno determinate patologie richiedono al nostro personale sanitario quella che può essere la richiesta di una presa di pressione o ad esempio il controllo di quella che può essere la frequenza cardiaca. Questi sono gli interventi che in questo momento stiamo facendo. Con queste alte temperature quindi la Croce Rossa è qui, in piazza Minerva, vicino al Duomo. Una bottiglietta d'acqua a chi ne fa richiesta, un segno di presenza sul territorio.
volontari sono mossi e ringraziati da quello che può essere un sorriso da parte di tutti i turisti, che capiscono ovviamente che questa divisa messa in questa posizione è soltanto di supporto, e quindi mostra ancora una volta il grande senso civico dei volontari. Chi gira tra piazze e vicoli di Ortigia cerca di camminare all'ombra, anche se il caldo c'è sempre. L'unica alternativa può essere questa, il mare, che si trova proprio a qualche minuto dalla postazione della Croce Rossa. Tutti pazzi per il gelato. In Sicilia si spendono 157 milioni l'anno, a Palermo, Catania e Messina gli acquisti maggiori, a Ragusa la maggiore vocazione artigiana. Sentiamo Veronica Barbarino. Cioccolato, pistacchio, mandorla, ricotta e tantissimi altri gusti. In Sicilia tutti pazzi per il gelato. Ogni anno nell'isola si spendono 157 milioni di euro per concedersi coni, coppette e brioche ripiene. A fotografare il settore è l'Osservatorio Medie e Piccole Imprese di Confartigianato Sicilia. Il gelato con questo caldo ci vuole per forza. Sto prendendo una competta piccola, fragola e pistacchio. Quante volte mangi il gelato a settimana? Almeno 4 volte a settimana, anche se lo mangerei tutti i giorni. Palermo è la provincia dove si spende di più, seguono Catania e Messina. Ragusa è invece tra le province con maggiore vocazione artigiana ed Enna è il mercato più piccolo dell'isola. 563 i laboratori di gelateria artigianale in Sicilia, autentici templi del gusto. Nella nostra gelateria il gusto che rappresenta più la Sicilia, soprattutto il ragusano, è sicuramente la ricotta, fatto con ricotta fresca vaccina ragusana, mentre invece il gusto più venduto è nocciola. Come gusti più venduti abbiamo dolceria, che è una base nocciola, noccioline caramellate e croccante al cioccolato, e poi invece Regina, che è una base vaniglia e frutti di bosco. Come gusto che rappresenta il nostro territorio abbiamo pistacchio. Nella nostra isola il gelato quindi non è solo un piacere, ma qualità e tradizione, da gustare un cucchiaio alla volta. E Catania si prepara a vivere il 21 e il 22 luglio un momento di devozione in occasione del 9° centenario della traslazione delle reliquie di Sant'Agata. Appunto delle reliquie di Sant'Agata. Oggi a partire dalle 19:40 su Telecolor in diretta dalla cattedrale la conferenza di presentazione del restaurato busto, del restauro appunto del busto reliquiario di Sant'Agata. Ce ne parla Giusy Lazzaro. A Catania la Basilica Cattedrale aprirà le sue porte per l'ostensione straordinaria pubblica di Sant'Agata in occasione del 9° centenario della traslazione delle reliquie. I devoti si preparano così a vivere un pellegrinaggio martedì 21 e mercoledì 22. Ecco cosa potranno incontrare e vedere durante 2 giorni di ostensione. Sarà possibile incontrare e venerare la reliquia del cranio di Sant'Agata. Si potrà vedere anche interamente restaurato il busto reliquiario insieme ai suoi gioielli. Sarà esposto un nuovo modello 3D scala 1:1 del busto reliquiario realizzato per permettere alle persone non vedenti di poter toccare con mano le forme del simulacro della patrona. Ci sono anche delle regole da seguire. L'ingresso in cattedrale avverrà dai cancelli su via Vittorio Emanuele, il più vicino a Piazza Duomo, mentre l'uscita sarà l'altro cancello, sempre su via Vittorio Emanuele, più vicino all'Arcivescovado. Non sarà possibile fare né foto né video. Come anticipazione a queste giornate di fede, domani a partire dalle 19:40 in diretta su Telecolor dalla cattedrale la conferenza di presentazione dei restauri del busto reliquiario e dei suoi gioielli, curati dalle maestranze dei musei vaticani. La musica adesso è la suggestione di un'alba abbracciata dalle note e dalla voce di Biagio Antonacci. È successo a Tindari al Teatro Greco, come ci racconta Orazio Longo. Ogni volta ti guardo e capisco il regalo, l'abitudine spesso... Il cielo è ancora scuro, le candele sono accese, l'alba è alle porte. Biagio Antonacci dedica a Tindari, al Teatro Greco, al pubblico che ha riempito la platea, il suo concerto speciale Vivere l'alba insieme. Che a tutto si arriva e magari rubarti al tuo mondo che è pieno. Oggi sono me stesso e ti dedico tutto.
ho sentito profumi che La Sicilia mi ha accolto con un affetto che va oltre ogni aspettativa emotiva e quando si riceve così tanto nasce il desiderio di restituire qualcosa. Aveva annunciato il cantautore prima del suggestivo spettacolo, 11ª tappa del programma che lo ha visto impegnato dal 3 al 18 luglio nell'ambito del Tour Unplugged 2026. È per questo che adesso ti dedico tutto. Saprò risponderti, io non ho più debiti. I concerti di Biagio Antonacci sono realizzati da punto e a capo e si inseriscono nella 70ª edizione del Tindari Festival, organizzato dal Comune di Patti con il sostegno del Ministero della Cultura, in collaborazione con il Parco Archeologico di Tindari e il patrocinio della Regione Siciliana. Lì ti ho sentita mia, o era solo la mia fantasia? Mia. Grazie. Sicuramente suggestivo. Noi adesso ci fermiamo per una pausa, tra poco ritorniamo con lo sport e il calcio. Ritorniamo in studio con lo sport e il calcio. Seconda amichevole amara per il Palermo che in ritiro viene sconfitto per 1-0 dai tedeschi. Rosanero meglio nel primo tempo, opachi sulla ripresa. Sul mercato ufficiale l'arrivo del portiere Fortin. Sentiamo tutti i dettagli da Marco Gulla. Seconda amichevole, primo KO nel ritiro in Val Gardena per il Palermo. Dopo il successo nella prima uscita contro i padroni di casa della Gardena, i rosanero cedono 1-0 ai tedeschi dell'Ingolstadt, formazione già più avanti nella preparazione. A decidere la sfida è il gol di Drakulic nella ripresa. Le indicazioni migliori per la squadra di Filippo Inzaghi arrivano dal primo tempo, quando i rosanero hanno costruito diverse occasioni, spingendo con continuità alla ricerca del vantaggio. Nella ripresa, invece, il ritmo è calato sensibilmente e i numerosi cambi non hanno prodotto gli effetti sperati, con la formazione tedesca che ha trovato il vantaggio e poi sfiorato anche il raddoppio. Nel finale i rosanero vanno vicini alla rete del pareggio con un pericoloso colpo di testa di Peda, ma il risultato rimane bloccato sullo 0-1 fino alla fine del match. Vabbè, la partita vale poco per quanto riguarda ovviamente il risultato, perché è la prima vera amichevole che facciamo. Vale perché un test è sempre importante, mettere minuti nelle gambe in questo momento, sappiamo che stiamo lavorando tanto, quindi le gambe fanno un po' fatica a girare, anche per quello magari siamo tutti un po' meno brillanti ed è un po' più difficile creare occasioni da gol contro una squadra che è più avanti di noi in preparazione, e sapevamo questo, sapevamo che dovevamo stare sul pezzo. Era già una partita per vedere un po' di carattere di questa squadra che secondo me, come ha dimostrato l'anno scorso, sta mantenendo quest'anno. È ufficiale intanto l'approdo di Mattia Fortin, ex Padova e Lens, che arriva in rosanero per ricoprire il ruolo di vice Joronen. Il classe 2003 si trasferisce al Palermo con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Lens. De Planche invece va in prestito al Frosinone. Catania tra campo e mercato, riprendono oggi gli allenamenti al Massimino. Sul fronte del mercato invece è vicino l'arrivo di Pagliai, come ci racconta Sergio Colosi. Inizia una settimana fondamentale per il futuro del Catania. Da oggi ogni momento è quello giusto per chiudere affari e rinforzare la squadra dopo gli arrivi dei giovani Miai e De Falco. Il primo sarà il terzino destro Gabriele Pagliai, 24 anni, accordo raggiunto con l'Ascoli sulla base di un prestito con diritto di riscatto a favore del club rossazzurro. Longo intende affidarsi a calciatori che conosce bene. A buon punto anche la trattativa con il Crotone per l'attaccante Guido Gomez, una garanzia in terza serie e altro fedelissimo di Longo. Nel ruolo di esterno di centrocampo c'è un'intesa di massima con il Vicenza per Matteo Della Morte. Catania interessato insieme a Padova e Arezzo al jolly 23enne Michele Grande. Con l'Altamura ha segnato 6 gol e fornito 5 assist in 37 partite. Impiegato come trequartista e a centrocampo sia a destra che a sinistra. Piace molto anche il centrocampista nigeriano Awa della Cavese. Per Oviciak, Di Sole e Giabua trattative in evoluzione, mentre si allontana definitivamente Capomaggio per l'intesa con il Castellion. Accordo raggiunto per il difensore Carnielutti destinato al Sorrento, doppia seduta per il Catania dopo la giornata di riposo. Il ritiro del Massimino si concluderà domenica prossima. Per la seconda fase a Norcia si attende un organico rinnovato, seppur ancora non completo.
Dunque questo era l'ultimo servizio, io adesso vi lascio alla rassegna stampa curata dal collega Luca Ciliberti. Prossimo appuntamento con l'informazione su Antenna Sicilia alle 13.30, grazie per essere stati con noi e buona giornata, arrivederci. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.